Sicuramente questa conferenza è importante perché tratta di una persona che ha dedicato tanto alla città di Vittorio Veneto e si può dire ha fatto nascere tanti bambini. Ecco, una persona molto stimata, molto conosciuta e quindi è giusto ricordarla perché ricordiamo tanti personaggi di altri luoghi ed è giusto ricordare anche quelli della nostra città, soprattutto perché è una parente che parla di lei, quindi l'ha conosciuta bene e ci appunto illustrerà la sua vita. Vi ricordo che l'ultima conferenza, diciamo, del ciclo primaverile sarà quella del mese di giugno su Tandura. Ecco, il colonnello Cadeddu appunto ci parlerà della vita di Tandura e delle sue imprese. Ecco. Adesso lascio la parola alla nostra socia Patrizia Moz che appunto ci parlerà dell'ostetrica Luigia Moz. Grazie. Buonasera, ben arrivati. Oggi, con enorme piacere e soddisfazione, vi presento la storia di un personaggio di rilievo che fece parte della nostra società. Qualcuno che ebbe il privilegio di contribuire a portare alla luce circa 11.000 bambini nel nostro Vittorio Veneto. Una donna che svolse con amore, passione e professionalità il suo mestiere di levatrice o ostetrica per ben mezzo secolo della propria vita, di cui conosco molti particolari e a cui mi sento particolarmente legata, posto che fu mia nonna materna. Luigia Maddalena Moz nacque a Vittorio Veneto nel quartiere di Ceneda, in via di Zambon, il 7 novembre del 1887, per lo stato civile, figlia di Antonio Moz di Giovanni, possidente o billico o anche macellaio, e di Maria Carpenè di Antonio. Per la parrocchia invece l'atto di nascita scritto che è nata l'8 di novembre, quindi ho voluto portare tutti e due i certificati. A solo un anno rimase orfana di madre, insieme alle due sorelle Amabile di 6 e Giuseppina di 2. Il padre, dopo un anno, si unì in seconde nozze con Giuditta Bayer, di Paolo, con cui ebbe numerosi figli. Alcuni raggiunsero la maggiore età, tra cui fu Maria, Fioravante, Carlo, Cesare, Giulio e altre 2 ragazze che poi si andarono suore. Dopo l'adolescenza, Luigia prese impiego come tata o babysitter nella città di Trieste, presso la famiglia Dalla Porta. Rientrata a Vittorio Veneto, Luigia nel 1907, a 20 anni, decise di continuare gli studi. Si iscrisse al corso di levatrice presso l'Università di Padova. Per mantenersi agli studi, prese servizio come assistente infermiera presso un anziano avvocato, Carlo Troyer, che, rimasto vedovo nel 1906, viveva con il figlio Michelangelo, un signorotto di mezza età. Risiedevano a Serravalle, nel loro palazzo di via Cavour, l'attuale asilo de Mori. Nel 1908 Luigia intraprese il suo viaggio primo, verso l'America,
dove in Pennsylvania viveva la sorella Giuseppina con il marito Carlo Beth ed un figlioletto di pochi mesi. Sbarcò a New York il 20 dicembre del 1908 con la nave La Provence. Questa è il transatlantico. Nel 1909, a distanza di qualche mese, non vedendola più fare ritorno, Michelangelo, il signorotto di mezza età, scrisse a Luigia una lettera, pregandola di ritornare per svolgere il compito che precedentemente si era assunta per l'assistenza al padre. Il cognato Carlo Beth prestò a Luigia 500 lire per le spese del viaggio di ritorno, che furono poi restituite in Italia alla madre di lui. Questo è il certificato, la dichiarazione dove danno poi i soldi in Italia. Dopo alcuni mesi del suo rientro a Vittorio Veneto, l'avvocato Carlo Troyer, il 14 maggio del 1910 morì, quindi di conseguenza Luigia rimase senza lavoro. Per questo motivo scrisse una dichiarazione dove in sostanza ringraziava Michelangelo per il sostegno economico avuto fino a quel momento, pregandolo nel contempo di sostenerla ulteriormente conservandole un lavoro affinché potesse continuare i suoi studi di levatrice. A seguito di suddetta richiesta, Luigia assunse l'incarico di governante, alternandosi tra le due residenze del Troyer, cioè quella nuova a Serravalle, in via Calcada, e quella di villeggiatura di Fregona, oggi conosciuta come Villa Troyer Salvador. Dopo circa 2 anni di studi, Luigia, qui abbiamo per esempio, ho fatto vedere un quaderno degli esercizi di Luigia del 1910, prendeva lezioni private, almeno su alcuni documenti dice così. Luigia il 7 luglio 1912 ottenne il diploma di levatrice all'Università di Padova e cominciò così la sua professione, pur mantenendo comunque anche il ruolo di governante presso Michelangelo. La tappa in America, d'un tratto inconclusa, aveva lasciato in Luigia la voglia di conoscere quella nuova terra. Così, alla prima occasione, ottenuta una licenza, si imbarcò dal porto di St. Bruno con il transatlantico New York come nome, insieme alla sorella Giuseppina, il cognato Carlo. Io adesso stavo facendo vedere il suo passaporto, per quello ogni tanto che parlo, e aveva appunto, c'è scritto tutto che aveva i capelli arricciati, dunque i capelli neri, e aveva 25 anni. Il passaporto era per 3 anni. Dunque, poi si imbarcò con questa qui è la rotta. Io ho messo la rotta, quella diciamo del Titanic, ma era simile. Un anno prima, proprio esattamente in aprile dell'anno prima, diciamo che era stato questo naufragio, quindi hanno anche abbastanza rischiato. Adesso ho trovato solo questo, il percorso, per farvi vedere insomma com'era. Questo è il transatlantico che prima aveva solo 2 cammini e poi l'hanno portati a 3, quindi questo è quello di 3. Questa è la lista dei passeggeri che si imbarcarono, e qui c'è il Moz Luigia di 25 anni, Beth Carlo, che sarebbe il cognato, di 33, Josefina, che comunque non mettono Moz ma mettono Beth, perché lei era già lì da tempo negli Stati Uniti, e poi John, insomma Giovanni, e Bruno, questi erano i figlioletti. Ecco, qui abbiamo Carlo e Giovanni Bruno.
e vi ho fatto vedere dove in pratica loro vivevano. Era vicino, qui è questo posto che si chiama Pen Angel, non so l'inglese, non dico sbagliato, e questo è New York, qui c'è New York, qui sono pochi chilometri, un'ottantina di chilometri. Loro erano ritornati, dall'America e avevano fatto un periodo di un mese, penso, di non so quanto, di vacanza, e poi ritornarono per sempre poi. Sbarcarono poi a New York il 20 aprile del 1913. Questo è il documento che danno. Nel 1914 assistette al parto della sorella Giuseppina. Nacque Zaira. Qui abbiamo già in America, appunto, cose. Assistette appunto al parto e dopodiché Luigia ritornò in Italia. Questo l'ha compilato appunto Luigia, qui la sua firma è tutto in inglese, perché lei era già il terzo parto in America che assistiva. Questa è la foto invece di Zaira con la madre quando ha un anno. La Giuseppina. Nel frattempo Luigia ricevette corrispondenza con questa sua cara amica, che è quella che si diplomò insieme a Padova, e questa è una cartolina con la sua foto però del 1915. Nel 1915 appunto scoppiò il primo conflitto mondiale, che comportò da parte dell'invasore grandi requisizioni di cibo, biancheria e proprietà. In una stanza presso il palazzo di via Calcada del Troie si sistemò uno dei tanti ufficiali austro-ungarici. Finita la guerra, Luigia soleva raccontare come, nonostante l'ufficiale austriaco si accomodasse ogni sera sopra il lungo divano ad angolo del tinello, mai si accorse delle numerose bottiglie di vino torchiato che lei stessa aveva nascosto. E lei ci raccontava sempre questo particolare, perché diceva che si avrebbe rischiato se si fosse accorto, non si poteva nascondere nel cibo. Nel 1917 anche la sorella maggiore, Amabile, lasciò l'Italia con i suoi 3 figli per raggiungere il marito, Domenico Antonioli, che già risiedeva in America. Da quel momento Luigia non rivide più le sue 2 sorelle maggiori, mantenendo però sempre i contatti, scambiandosi lettere, foto e anche telefonate negli ultimi periodi, non con le sorelle ma con i nipoti. Il 17 gennaio del 1923 Luigia si unì in matrimonio con Giovanni Casoni. Anzi, ho sbagliato, ho perso un... Dovevo dire un'altra cosa prima, che il 10 febbraio del 1919 Michelangelo Troyer morì. Luigia divenne erede universale di tutte le sue proprietà, debiti e crediti, per volere testamentario. Questa la perse, questa villa comunque. Pagati tutti i creditori ed imposte, rimase proprietaria del palazzo di via Calcada, che fu per tutta la sua vita la sua residenza. Il 17 gennaio del 1923 Luigia si unì in matrimonio con Giovanni Casoni, un nobiluomo distinto ed elegante. Fu l'ultimo discendente maschio dell'antica famiglia Casoni di Serravalle, a cui apparteneva il famoso poeta e giurista Guido Casoni. Giovanni in quei tempi ricopriva l'incarico di amministratore e uomo di fiducia dell'ingegnere Francesco Troyer. Il 5 novembre del 1923 nacque la primogenita Francesca
Il nome volle ricordare Francesco, il primo antenato Casoni stabilitosi a Serravalle, eppure il suo padrino di battesimo, l'ingegner Francesco Troyer. Qui vediamo Francesca in braccio alla mamma quando aveva circa un anno. Luigia non abbandonò mai il suo ruolo di levatrice, così la piccola Francesca durante il giorno veniva affidata spesso al padrino Francesco, aiutato comunque dalla sua governante Augusta Vazzoler, zia di Francesca. Nel periodo estivo Luigia affittava una o due stanze del suo palazzo, mentre durante l'anno a qualche ufficiale o a qualche altro, tutto per arrotondare, diciamo, il reddito, perché i debiti che aveva dovuto pagare per quando aveva riscosso tutta questa casa erano molti e quindi faceva anche questo. La sua grande ospitalità e gentilezza fece sì che per tutta la vita mantenne amicizie e con profonda stima. Queste sono le lettere di vari venivano da Venezia o da tante altre parti. Questa per esempio appunto chiedono se possono venire, che c'è una stanza libera, chiedono come stanno le bambine, questi addirittura da Roma, però erano andati in vacanza. Questi era un signore che si chiamava, aveva una ditta, però veniva e qui dice: avrei il desiderio quest'anno di mandare mia moglie e le mie bambine a Vittorio, presso di loro, e la prego nel rispondermi di darmi il prezzo, perché dice che poi in quel momento erano periodi magri, quindi di non alzare troppo i prezzi. Distinti si chiamava Mario Foscato questa. Qui invece è tutta una lettera lunghissima, vi ho fatto vedere solo la prima parte, che scrive il cognato Domenico, disperato un po', era nel 1926. E diceva che lui in pratica stavano bene, solo che lui aveva comprato la casa e l'aveva trasportata, io non so come facevano anche nel 1926, trasportare una casa, e l'aveva trasportata proprio anche quasi 50, ho fatto il conto, 50 chilometri. Disse che quella casa era del padrone suo e che richiama su questa lettera che dice che Luigia era in un posto che si chiamava Milton, sempre vicino, sempre in Pennsylvania, e in pratica era lì dove era nata la bambina dell'altra sorella. Invece nel 26 la sorella Giuseppina era già morta, infatti su questa lettera viene detto che i bambini andavano spesso da loro e che la moglie li lavava i panni, così. Quindi, ma disse che appunto il lavoro di fare uno scavo di non so quanti metri per questa casa lo aveva, diciamo, un po' sofferto, insomma, di salute. È tutta lunga, insomma, comunque ringraziava sempre Dio che la salute loro andava bene e quindi era tutti un po' in dialetto. Qui faccio vedere perché Luigia quando andava appunto veniva molte volte invitata dalle persone che aveva assistito al parto e quindi andavano anche a prenderla col calesse, e questa era una famiglia numerosa nel 1930. Qui invece abbiamo Luigia con il marito e le due figlie, perché nel 1929, a gennaio, il 25, nacque la secondogenita e le venne dato il nome di Ferdinanda Augusta Trifoglia, nomi di antenati sempre Casoni. Le bimbe appunto crescevano bene e con i genitori. Qui abbiamo i genitori di Luigia col marito. Qui è il marito che manda, perché andava spesso ai raduni degli alpini, visto che siamo in tema, lui non perdeva un raduno, quindi proprio mandava e diceva sempre e comunque, dice Giovanni. Questi invece sono con altri molto festosi,
invece in questo momento non c'è la figlia maggiore Francesca, c'è solo la piccola Ferdinanda, perché ho scoperto dalle lettere, poi perché non c'era, perché era in villeggiatura in Cansilio. E qui qualche giorno prima, e questa è la lettera, in pratica me la manda alla madre, e interessante era che chiedeva il bianchetto per le scarpe, perché si era sporcata, poi le scarpe di vernice, in più diceva salutami il papà, venite a trovarmi, e salutami le mie compagne, e mandatemi su, c'è scritto così, mandatemi su la sagra di Sant'Augusta. Quindi ci tenevano tantissimo, è proprio una tradizione nostra. E poi digli che venga presto a trovarmi. Qui invece vediamo Luigia con la famiglia e con Augusta Vazzoler, Sant'Augusta sono. Augusta Vazzoler sarebbe stata, diciamo, la sorellastra, perché anche Giovanni Casoni rimase orfano a 18 mesi, la madre si risposò con un bravissimo falegname che si chiamava Luigi Vazzoler, e questa era la sorella. Qui vediamo sempre la famiglia. Luigia la vediamo sempre un po' più cupa rispetto alla giovane, quando era giovane. Penso che avesse tanti problemi per il mantenimento della famiglia. Ecco. Qui già sono molto più grandi. Il 27 marzo del 1936 morì improvvisamente Francesco Troia. Giovanni fu licenziato dall'erede, cioè del padre dell'erede, perché l'erede aveva solo 12 anni. Luigia dovette assumersi subito il mantenimento della propria famiglia e il marito, essendo iscritto per fortuna all'albo dei periti agrari, ebbe subito modo di ricevere alcune commissioni di perizie, di successioni, fino agli inizi della Seconda Guerra Mondiale. A soli 13 anni Francesca gli fu affidata la casa in pratica, perché la madre Luigia era quasi sempre fuori a assistere ai parti, e lasciò anche gli studi che aveva iniziato il liceo. Questo è l'ingegner Francesco Troia, che penso tutti lo conoscano. Il 12 aprile 1944 un grave lutto colpì la famiglia. Giovanni venne arrestato, caricato in un camion e subito condotto insieme ad altri 2 persone civili. Vennero portati a Cordignano, sull'argine del fiume Mesco, e furono tutti e 3 fucilati. Queste sono le prime. Dietro c'era scritto, è un manoscritto di mia madre che scrive che era il 15, avevano messo queste 3 croci. Poi invece più avanti venne fatto questo monumento che ancora tuttora esiste. Cosa succede? Mia nonna sempre diceva a Luigia: ho dato alla patria quasi tutto il mio rame. Non pensavo che servisse per costruire le pallottole che uccisero il mio Giovanni. Questo lo diceva tantissime volte. Nel 1946 avvennero le elezioni politiche, le prime in cui la donna era ammessa al voto. Luigia si candidò e fu eletta consigliera, prima e unica donna per il comune di Vittorio Veneto. Rimase in carica fino alla fine del mandato nel 1951 e poi non si ricandidò. A guerra finita gli fece cioè qui abbiamo intanto le figlie che dopo la morte del padre, insomma, era appena finita anche la guerra, e a guerra finita diciamo che arrivò il suo nipote Corrado. Era ritornato dalla Sicilia dopo aver svolto 5 anni di guerra e 1 come militare di leva. Il giovane Corrado domandò alla zia
se le fosse stato possibile avere una stanza del suo palazzo per poter esercitare la sua professione di parrucchiere. Luigia, senza esitare, gli concesse la bellissima stanza affrescata del primo piano e rimase fino al 1951. Nel 1952 Luigia ottenne dal comune di Vittorio Veneto la licenza di mercerie, giocattoli, cartoleria, profumi ed altro, e il negozio venne gestito per qualche anno dalla figlia Ferdinanda e poi da Luigia e Francesca fino al 1971. Nel febbraio del 1953 Francesca si unì in matrimonio con Corrado dopo qualche anno di fidanzamento e ebbero 3 figlie. Il 15 gennaio del 1954 nacque la primogenita. Il parto fu prematuro e la piccola creaturina fu adagiata da Luigia in una scatola avvolta di ovatta. Le fu dato il nome di Maria Luisa Margherita per ricordare le 2 nonne e la bisnonna materna. Qui vediamo in braccio alla madre il giorno del battesimo, Maria Luisa. E qui ce l'abbiamo già oggi presente che ha seguito le orme della nonna e quindi la piccola non è più tanto piccolina. E adesso vi faccio vedere alcune foto. Appunto questo era il compleanno di Maria Luisa, il primo anno, e qui c'erano parenti, amici. Anzi, se vedete questo signore, non so se qualcuno lo riconosce, visto che è sempre in giro con il suo diciamo, carrozzino, è il signor Moretto, ecco, perché era vicinante e questa era la moglie, quindi ci sono, lui mi racconta sempre, oltretutto, quando lo trovo, di come sono andati i fatti nella morte di mio nonno, perché era lì presente, ma era nascosto. Questo è un altro compleanno, qui quando Maria Luisa compì 2 anni. Ecco, invece questi sono i genitori e anche la sorella qui dietro del signor Moretto, perché facevano sempre parte come di famiglia, venivano a tutti i compleanni, a tutte le cose. Questa è Luigia e questi sono dei bambini, qui c'è la mamma. Nel 1956, il 18 marzo, nacque Patrizia Giovanna, la sottoscritta. Il secondo nome era in ricordo del nonno Giovanni. Patrizia mi fu dato perché erano convinti fino in ultima che fosse un maschio e tutti mi volevano Cesare. Perciò mia mamma mi disse: io non volevo darti il nome Cesarina, e guardai il calendario e il giorno stesso era domenica, non vedevo niente, insomma alla fine ho visto San Patrizio e quindi mi ha dato il 17 marzo San Patrizio. Io meglio di Cesarina. Come? Meglio di Cesarina. E quindi me l'ha sempre raccontata questa storia. Questo è il certificato di assistenza al parto, appunto, che come vedete, se volete anche vi dico cosa c'è scritto. In pratica viene scritto chi era la madre, va bene, il giorno che sei nato, la professione, il nome del padre, il giorno che sei nato, la via dove risiedevano e poi i chili, anche il peso e tutto il resto, quindi diciamo è abbastanza completo. Molte volte però non veniva completato bene l'atto. Qui invece siamo già anche sempre nel 1956 al matrimonio della figlia di Ferdinanda, e questa è un po' aveva una faccia un po' stanchina la nonna, però diciamo erano tutti in festa. E questo per esempio è un Antonioli che è un parente, il cugino degli Antonioli che sono andati in America. Qui anche abbiamo la mamma, volevo dire la nonna, che abbiamo qui in sala, la Nicoletta Piccina. Sì. Però, ecco, perché anche loro erano, e quindi diciamo, questi invece, questi 2 coniugi sono della famiglia Lollo.
Qui abbiamo sempre, va bene, il Moretto, la madre del signor Moretto, e questa invece è la mia santola, chiamiamola così, di comunione, che si chiamava Giovanna Vallotto, e questo è il suo nipote che ancora sempre bazzica qui per la biblioteca. Io lo chiamo sempre Gigino, però si chiama Luigi, perché da piccoli ci chiamava Luigi, o Luigino. Questo invece è il giorno di Sant'Augusta, e qui la nonna era felice, e noi ci aveva dato un bel cavallo ad Ondolo in Cartapesta, che ce l'abbiamo ancora. Nel frattempo era già arrivata anche nel 58, nacque anche l'altra sorella, Antonella Fiorella, e gli furono dati i nomi come per ricordare Antonio, il padre di Luigia, e Fioravante, il padre di Corrado. E sarà sempre Luigia ad assistere al parto. Nel gennaio del 1962 nacque Laura a Torino, e questa è una bellissima bambina morettina, e la nonna felice. Lei andava spesso a trovare la figlia giù a Torino, poi insomma nel Piemonte, partiva sempre molto contenta, e portava i prodotti nostri locali, perché diceva che erano migliori di quelli del Piemonte, e quindi riempiva diciamo, la valigia di salami, formaggi, e lei diceva che insomma come quelli nostri, e anche il vino e la grappa portava. Nel 1966 arrivò per la prima volta in visita dall'America un nipote di Luigia, Iginio Antonioli, figlio appunto della sorella maggiore Amabile. E lui, diciamo, venne anche più di una volta, e per Luigia fu una grande emozione, e conservava, lei parlava sempre in dialetto con lui, perché inglese non si poteva parlare, e quindi in pratica lui, sempre tutti i nostri cugini ancora, tuttora, parlano in dialetto. Se adesso va bene, i giovani ormai sanno l'inglese, però... E questa appunto è Gino con Luigia, e questo invece è il fratellastro della nonna, che si chiamava Cesare, il famoso Cesare, perché è stato un po' il mio anche padrino, e qui siamo noi tre sorelle. Dunque, Luigia sapeva ben cucinare, durante le festività preparava delle grosse focacce, come vedete qui ce n'è una sopra, e aveva la sua passione preferita era la preparazione dello spiedo di uccelli, eppure il coniglio con la polenta e la peverada, così diceva. Allevava conigli e galline, tutto sì. In grandi vasi di vetro preparava le prugne sotto grappa, che teneva racchiusi, nascosti, questi vasi, in un armadietto nella sua camera da letto. Non potrò mai dimenticarmi quando un giorno mia sorella Antonella ed io trovammo l'armadietto aperto, o le chiavi, adesso non mi viene più in mente, insomma, comunque, allora noi subito provammo a vedere se si trovava qualcosa di dolce, perché per noi i dolci erano solo per le festività, non si poteva mangiarli durante, perché diceva che in tempo di guerra mia nonna non si aveva niente da mangiare, che noi dovevamo solo, che il pane, il latte era la cosa migliore, quindi per noi lei i dolci sempre solo sulle festività. C'erano, ma non... Quindi cosa succede? Che non c'erano dolci, e all'interno l'unico dolce che c'erano erano i vasi di grappa con le prugne. Allora io ho cominciato a bere, l'Antonella ha cominciato a mangiare le prugne, ma dopo qualche minuto eravamo già ubriache e ridevamo come stupide, e la nonna non mi ricordo neanche più la storia, ma non fu una bella cosa, insomma.
Poi invece un'altra volta trovammo l'armadietto aperto e mia sorella trovò i confetti fatti. Io sapevo, perché ero più grandina, perché avevamo sempre questi confetti, perché per la nonna quando si andava in villeggiatura, in montagna, al mare, bisognava sempre mangiare questi confetti. E quindi c'era metà scatola e Antonella se l'è fatta fuori tutta. No, ridete, ma è proprio successo. Questo invece è l'80° compleanno di Luigia, qui contenta. Questa è la sua nipote che abitava a Fedora, che abitava a Milano, la sua sorellastra. Qui ormai erano nati appunto anche Laura e anche Maria, la secondogenita di Ferdinanda, e qui c'era il papà, e quindi ci fu una bellissima festa, quella degli 80 anni. Poi un'altra cosa, per la ricorrenza di Sant'Augusta appunto non faceva mai mancare l'anguria. Negli ultimi anni della sua vita soleva stare ore e ore tra il giardino e l'orto, coltivava tantissime cose e ci preparava un sacco di minestroni di verdura. E nel 1961 lasciò l'attività di ostetrica. Ma nel settembre del 1969 si trovò ad assistere da sola al parto della figlia Ferdinanda, che abitava in quel momento a Pordenone. Nacque un bel maschietto, che fu dato il nome di Guido, in ricordo del poeta Casoni. Dopo qualche mese dall'evento, la salute di Luigia cominciò a dare segni di stanchezza. Per quasi un anno fu assistita da Francesca, aiutata da un infermiere. Il 27 novembre del 1971 spirò. In quel giorno io arrivai a casa da scuola da Pordenone, Luigia era già morta e da qualche ora mi recai nella sua camera, la vidi lì distesa sul letto con la sua bella gonna e giacca nera e con la camicetta bianca e la corona tra le mani. Non mi fece nessuna impressione, mi sembrò che stesse ammirando il cielo di stelle che si trovava dipinto nel suo soffitto, nella sua camera, che se voi vedete questo era. E mi ricorderò sempre che sembrava, cioè era bella. Ora diciamo ho finito come per quanto riguarda la vita. Adesso parto ci sono un sacco di documenti e quindi farò un po' veloce. Intanto dico qualcosa insomma della sua professione. Come ho già detto, nel 1912 Luigia ottenne il diploma di levatrice presso la Regia Università di Padova con il professor Ettore Truzzi, allora direttore della clinica di ostetricia e ginecologia della stessa università. Cominciò così il suo grande periodo professionale come libera professionista. In quell'anno si abbonò alla rivista Lucina, che per chi fa i ginecologi sanno cos'è, perché esiste ancora. Era un mensile di ostetricia dove venivano erano diciamo del professor direttore Calderini e i direttori onorari erano il professore di Pisa Romiti e Ettore Truzzi, il suo ex professore di Padova. La rivista riportava, oltre che pubblicità di vario tipo, farmaci, prodotti che poi vi farò vedere, insomma latte in polvere, farine, latte, ce n'era tutto e di più, notizie dei congressi sia in Italia che all'estero, notiziari per le levatrici e articoli presi da riviste, cose successe davvero. Poi c'erano anche i posti vacanti, quindi di condotta, e poi era anche c'era di condotta o per le povere, quindi c'erano queste due categorie. Il salario, ho notato leggendo che nel 1912
variava da comune a comune, cioè tra 300 e 700 lire, però nel Veneto, visto che era quello più quotato rispetto ad altri, almeno su quelle. Poi adesso vi leggo un interessante articolo di questa rivista che c'era scritto. La leggo uguale, la riporto uguale. Si riferisce al caso di una donna che fu atterrata dal fulmine mentre si era riparata sotto una quercia. Era gravida, la scarica da colpi dalle spalle propagandosi al torace, all'addome e all'arto inferiore. Vi lasciò delle bruciature di primo e di secondo grado ed una impressione grafica rossa, c'era scritto impressione, non so se era un termine, alla gamba, di aspetto molto interessante e della quale venne anche riportata l'immagine. Dal lato ostetrico il caso sarebbe interessante perché la donna non abortì, malgrado che una forte quantità di elettricità ne avesse attraversato il corpo e malgrado il forte trauma psichico. Anzi, la signora partorì al termine 2 gemelli normali e sani, che era scritto tutto questo articolo. Da Lucina, 1912, a pagina 111. Poi in altri articoli parlavano delle donne, siccome avevano cominciato le donne a guidare l'auto. Allora c'era l'articolo che in pratica le donne non avrebbero dovuto guidare perché faceva male. Allora io pensavo adesso che tutte queste donne che continuano ad andare avanti e indietro sarebbero ormai tutte senza figli, perché lì c'era l'articolo che proprio proibiva quasi, non so perché. Nonostante a Vittorio Veneto ci fosse l'ospedale civile, Luigia scelse di essere sempre libera professionista e il suo mezzo principale di trasporto era la bicicletta. E ancora tutt'oggi molti si ricordano di lei con il suo cappellino nero e che andava. Poi però in alcuni posti che andava, c'erano molti posti impervi, venivano a prenderlo o con il calesse. Sì, non parlo un po' verso il 1918, 20, 25, no? O altrimenti anche con dei carretti col mulo, mi raccontava che doveva andare, non so, verso Faissa, Lassa e San Lorenzo, insomma, andava così. Poi invece l'ultimo periodo, quando diciamo mancava, gli ultimi anni, in pratica si faceva accompagnare in taxi dal signor Torre, che si chiamava così, che è morto adesso. Non usciva mai senza cappellino nero e la sua borsa con i ferri del mestiere, i fogli, adesso ve li farò vedere. Qui fu anche socia dell'Unione Cattolica, vedete, delle ostetriche, questo era il simbolo, era nel 1950. Qui ecco, veniva richiamata molto appunto ai parti e qui siamo a Ceneda, se voi vedete, e vediamo anche qui una cosa qua, una bomba. Sì, una bomba. Sì, no, vedo, ma non so se si dice bomba, no, non è cannone appunto. Questo è quello che avevo già fatto vedere. Adesso vi faccio, perché siccome diciamo che avrei troppi documenti, faccio un po' una carrellata perché altrimenti non finiamo più, anche perché non so neanche che ore sono. Allora, per prima cosa preferite? I certificati delle persone perché li posso anche un po' allargare. Ho messo quelli molto vecchi per la privacy, non voglio mettere gli ultimi. A parte il mio che do il consenso, ecco. Quindi questi sarebbero certificati che io ho. Ecco, come vedete, come venivano trascritti, la levatrice sottoscritta, ce ne sono di vari tipi secondo gli anni, quindi non sono tutti uguali, come la levatrice appunto che qui viene messo, e questo è questo famoso Torres, per quello che l'ho messo, che era il suo autista, per quello che se non
Poi facciamo uno, perché ce ne ho troppi e non è che possiamo. Questo invece è molto più vecchio, è del 1919. E qui si può vedere, perché ho preso un po' tutti i tipi di mestieri che facevano in pratica i mariti, o contadini, o c'erano di tutto. E qui era il biascossore, dove ha esercitato, ci sono molti ha assistito a parti molti in biascossore. Ecco. Questo è un altro. Ecco, ho notato che a volte era scritto in pratica con l'inchiostro e a volte invece sono scritti a matita. Qui è sempre, diciamo, una persona che faceva il carettiere. Allora ho messo apposta per fare un po' di tutto. Ecco, questo qui è un po' tagliato, ecco, no, non è tagliato. Questo è il periodo fascista, allora c'è questo simbolo, non so se avete notato, questo qui in su, è il fascio. Quindi, ecco perché anche se perché a volte mancano anche proprio le date, si vede nella fretta, non so, manca l'anno, quindi non riesco a capire. Quest'altro è sempre 1933. E questo è Giacomo, questo è che diciamo che abitava vicino a casa nostra, via Calcare. Questo invece è un ingegnere, ecco, per dire, quindi ma però la maggior parte era più povera gente, assistiva più a parti ho visto. E ecco, una cosa vi dico, lei era veramente molto generosa, raccontava che appunto in tutte queste famiglie povere arrivava lì, non c'era neanche l'acqua e diceva neanche i mariti non se ne fregavano e insomma doveva mettersi lei a scaldare l'acqua e poi non avevano neanche le fasce, niente, quindi diceva poi andavo il giorno dopo, portavo io un pezzo di lenzuola così perché era veramente cose allucinanti, diceva poi l'ostetrica per il suo dovrebbe guardare l'igiene tanto perché ecco perché morivano tanti, perché una volta non c'era molto igiene. Adesso invece che esco e vi faccio vedere perché ecco, un'altra cosa, questo prima di a volte ho riportato, ecco, veniva scritto, guardate su cosa, si vede che nel momento arrivava, non aveva tempo di star lì a compilare il foglio e quindi per non dimenticarsi, questo era un pezzo del convento, insomma, un foglio e lei scriveva comunque lo stesso. Questo invece era sul retro scritto di questo che era il pianeta della fortuna. E qua il retro. Per quello. Un'altra cosa, questo per esempio è il certificato di quello mio, ve lo faccio vedere meglio perché così come era compilato. Dice dove era la via, il nome e pesava 3 kg. Ecco. Invece Maria Luisa era molto più piccolina. Dietro, ma non ho mai trovato compilato, non ne ho trovato neanche un foglio, cause di morte per morti, non ce n'è neanche uno, o lo trascriveva. Questo invece è il registro degli aborti del 1929, questo invece è quello dei parti, e qua veniva scritto tutto quello che c'era. Questo adesso vi farò vedere invece quali erano le pubblicità dei prodotti, che come ho detto ce n'erano tantissimi, estratto di orzo, insomma come c'è adesso che fanno tutta la pubblicità, sciroppo, rocche, questo. Questo è la
salute del bimbo, sciroppo Castaldini, insomma c'erano tutti questi prodotti, il Belli italiano, la polvere maga, insomma questa c'era la polvere maga, e poi c'era il latte impolverato, vabbè, insomma ce n'è il sapone Naldo Mantovani che esiste ancora, i biscotti Melli, qua c'era Giorgio Zoia, lattogene. Ecco, anche una volta si usavano le tisane e quindi gli avevano mandato questa pubblicità delle tisane Cispei. Questo invece è il pezzo di carta calcante che serviva per, infatti dietro era tutta sporca di inchiostro e faceva la pubblicità di questo antipiolo. Questa era invece anche pubblicità di piante medicinali, no medicinali volevo dire con erbe, per la cura vegetale, questo poi così meglio. Comunque ce ne ho troppi e adesso passo un'altra, ormai è finita, cioè è utile che vi faccia vedere, per quello che era troppo. Ecco, basta, non penso che... Ecco, una cosa che mi sono dimenticata, volevo farvi vedere l'albo delle ostetriche, che è interessante, almeno quello del... un minuto ancora. Come veniva, questo qua era l'albo delle ostetriche, veniva, adesso ve lo ingrandisco, veniva scritto perché nessuno poteva, dal 1936 diciamo, la legge è uscita nel 1935, le ostetriche se non erano iscritte all'albo non potevano esercitare la professione, anzi dovevano essere anche denunciate dalle stesse ostetriche e dovevano avere il diploma, quindi nome, cognome, la paternità dell'ostetrica, la residenza e poi qua era scritto tutto l'anno del diploma. Quindi ci sono tutta una carrellata per chi volesse sapere se ha qualche... ci sono tutti i nomi e cognomi, questo è del 1937, poi ne ho di più avanti, insomma. Poi cos'era? Basta, le estetiche. Ci sono tante... Ecco la modalità per ottenere l'iscrizione all'albo. Allora bisognava presentare il certificato di cittadinanza italiana, il certificato penale, il certificato di buona condotta morale e politica, il certificato di residenza di dove si voleva esercitare. Il diploma, logico, se non avevi l'originale, la copia del consiglio. La tassa? Sì, beh, no, la tassa, sì. Sì, beh, no, era tutto, e anche i certificati. Io penso che per stasera basti, mi sembra di aver detto che